Buongiorno a tutti voi da Telefriuli e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Complessivamente di 18 anni di reclusione la pena comminata a 3 giovani di Muggia che 10 anni fa avevano drogato e stuprato 2 coetanee, sciogliendo tranquillanti nel vino, e ora, dopo la decisione della Cassazione, sono in carcere. Drogano 2 donne e le stuprano e 10 anni dopo vengono condannati. Teatro della vicenda è Muggia, dove 3 giovani, poco più che ventenni, invitano nella casa di uno dei 3 2 giovani, offrendo loro del vino. In realtà nel vino era stato disciolto un farmaco benzodiazepinico ad azione sedativa, usato già in casi simili come droga dello stupro. Le 2 poco dopo cadono in uno stato di semi-incoscienza e i 3 le violentano. Solo quando le 2 vittime si svegliano si rendono conto dell'accaduto e le successive visite in ospedale confermano quanto successo. Da lì parte la vicenda giudiziaria che arriva fino ai giorni nostri. La Corte di Cassazione ha confermato quanto pronunciato in appello, e cioè la colpevolezza dei 3. Uno è stato condannato a 6 anni e 6 mesi, mentre gli altri 2 sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi. In primo grado il Tribunale di Trieste aveva deciso per pene da 9 a 7 anni, ridotte poi nei successivi gradi di giudizio. Dopo la condanna, i 3 sono stati rintracciati, arrestati e portati in carcere a Trieste a 10 anni esatti dal fatto criminoso. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Trieste, in particolare dai commissariati di Polo San Sabba e Muggia. Addio Don Luciano Padovese, a 89 anni, 90 ne avrebbe compiuti venerdì. Si è spenta una delle figure clericali più in vista nel contesto della diocesi di Concordia Pordenone. Per anni anima e direttore della Casa dello Studente di Pordenone, Padovese è stato teologo e autore di diversi volumi di etica sociale e morale. Attua una forte semplificazione delle norme, introduce una nuova definizione dell'e-commerce e aggiorna la disciplina in merito al commercio sulle aree pubbliche. Stiamo parlando del nuovo disegno di legge regionale del commercio che è stato analizzato oggi in un incontro con i sindacati di categoria a Udine. Il nuovo disegno regionale sul commercio, già approvato dal Consiglio per le autonomie locali, è stato al centro di un confronto con i rappresentanti sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL prima di approdare in aula. Una delle prerogative del disegno di legge, che prende in esame anche il commercio ambulante, è quella di puntare sulla valorizzazione dei prodotti locali. Si andrà a valorizzare l'esperienza degli operatori, la qualità dei mercati stessi, quindi delle bancarelle, e anche la tipicità dei prodotti e la qualità dei prodotti venduti negli stessi. Quindi è una sorta di, se vogliamo fare la battuta, di ritorno al futuro. Esattamente, questo è una cosa semplicissima che però spesso non ci si fa, non si dà né peso né importanza alle cose. Cose semplici, torniamo lì. Io insomma appartengo a una generazione che ha frequentato i mercati dei paesi, erano dei bellissimi mercati, e cerchiamo di tornare lì, qualità, tradizioni e come dire, valorizziamo quelli che sono i tanti artigiani, i tanti commercianti della nostra regione. Più attenzione per i fragili e per i più piccoli. Il Comune di Udine ha approvato la proposta di adottare un tavolo permanente per migliorare i servizi per queste 2 categorie. Udine a breve adotterà un patto educativo di comunità per migliorare l'educazione, la crescita e il benessere dei cittadini più giovani e di quelli più fragili. La proposta presentata dal capogruppo di progetto Innovare in Consiglio Comunale, Federico Pirone, è stata approvata ieri all'unanimità e prevede di costituire un tavolo permanente fra tutte quelle realtà coinvolte in città in ambito socio-assistenziale. In questo modo il Comune può migliorare le proprie politiche educative, dare qualità ad una comunità che deve essere educante per intervenire sulle situazioni di disagio, per potenziare i servizi, per rendere questa comunità ancora più inclusiva e per promuovere azioni dentro e fuori dalla scuola con gli studenti per una città che sia più sostenibile. Ecco, il nostro augurio è che questo momento sia davvero l'inizio di un processo virtuoso come avviene già in altre città dell'Emilia-Romagna. Diversi gli obiettivi da realizzare, su tutti la prevenzione del disagio tra gli alunni stranieri, tra gli studenti con bisogni educativi speciali, con disabilità o svantaggiati dal punto di vista economico e culturale. Approvato il bilancio di previsione 2022 del Comune di Pordenone, conti in ordine, mantenuti i servizi e nessun rincaro per i cittadini, via libera anche alla realizzazione di un palazzo da 12 piani nell'area ex Spadotto.
È stato fatto un lavoro di squadra tra quella che è la Giunta e i nostri uffici, approvando il bilancio prima della fine dell'anno, unico comune credo in Friuli Venezia Giulia, almeno tra quelli grandi, il che consente di essere operativi già dal 1° gennaio e di non attendere. Un bilancio che ovviamente risente del momento difficile che stiamo attraversando dal punto di vista economico, che però aumenta le poste per le politiche sociali, per la scuola e per le politiche giovanili, che non tocca i costi dei servizi ed è anche un bilancio espansivo perché ci sono 68 milioni di euro che si aggiungono a quelli stanziati l'anno scorso, quindi quasi 100 milioni di euro per investimenti e opere pubbliche, soldi che non possono essere utilizzati in parte corrente, cioè per aiutare il cittadino, ma che cambieranno il volto della città rendendola più attrattiva e anche più moderna. Questione del Palazzo 12 piani, passato alla fine, la maggioranza ha fatto quadrato, ma non sono mancati momenti di tensione. Ma una tempesta, un bicchiere d'acqua, un palazzo di 12 piani in una città di 51.000 abitanti non dovrebbe spaventare nessuno, soprattutto perché bisogna mettersi la coscienza a posto, o si decide di andare in verticale, quindi di consumare meno suolo, di lasciare spazio per il verde, altrimenti si fanno palazzoni da 6-8 piani che però occupano tutto il perimetro attaccati agli altri edifici. Noi non abbiamo paura di fare scelte che possono sembrare impopolari ma che vanno incontro invece alla modernità. Tra edilizia e nuovi macchinari al Burlo Garofalo sono stati investiti quasi 19 milioni di euro con l'obiettivo di fornire un'assistenza sempre più di altissima specializzazione. Un pacchetto di investimenti che in edilizia ha raggiunto gli 11,7 milioni di euro e per i macchinari ha quasi raggiunto i 7 milioni di euro. L'IRCS Burlo Garofalo con il direttore generale Stefano Dorbolo ha fatto il punto a metà mandato sull'intensa attività dal 2019 al 2022. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza dei nostri luoghi di lavoro, dei nostri lavoratori, ottimizzare l'accessibilità della nostra utenza in modo tale da garantire una prospettiva di crescita e di sviluppo per il nostro istituto. Tra i nuovi investimenti un attacco evoluta con intelligenza artificiale, nuovi tavoli operatori e il nuovo ambulatorio ortopedico. È in fase di riqualificazione anche il modo di accedere alla struttura e la creazione di un nuovo ascensore. Attenzione alta anche al risparmio energetico con luci LED e pannelli fotovoltaici. Insieme al CRO di Aviano il Burlo resta una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia su cui la Regione sta investendo in maniera importante. Ed è evidente che i due istituti scientifici a partire dal Burlo è chiaro che sono destinatari di investimenti importanti, tra l'altro in una condizione che ci deve far superare quella fase che ci dividerà dalla realizzazione della nuova struttura catinara che tutti ci auguriamo possa avvenire il prima possibile. In prefettura a Trieste sono state consegnate 9 onorificenze della Repubblica. Vincenzo Zoccano commendatore, Roberto Vitale ufficiale e altri 7 cittadini hanno ricevuto la nomina a Cavalieri della Repubblica Italiana. In prefettura a Trieste, alla presenza del presidente della regione Massimiliano Federica, sono state conferite 9 onorificenze da parte del governo a chi si è contraddistinto in questi anni per comportamenti meritori. Sono riconoscimenti importanti che lo Stato dà con decreto del Presidente della Repubblica a cittadini meritevoli, cittadini che hanno fatto il bene, che hanno svolto le proprie competenze con assiduità e con impegno e che è giusto che debbano essere additati ad esempio, perché oggi abbiamo bisogno di queste persone che lavorano in silenzio per il progresso economico e sociale del nostro Paese e mai come oggi abbiamo bisogno di loro per superare questo momento difficile. Più di 100 opere sono raccolte nella rassegna presepiale di Premariaco, tra queste anche una natività realizzata dall'artista Giorgio Celiberti, una rassegna caratteristica anche per gli angoli della memoria dove vengono riproposti scorci di vita passata. Ritorna Natale a Premariaco all'8ª edizione. La rassegna d'arte presepiale, allestita nella meravigliosa cornice della chiesa di San Silvestro Papa, antica parrocchiale di impostazione romanica sconsacrata agli inizi del Novecento. Circa un 130 presepi, io intendo come presepi anche quadri, opere particolari, anche opere moderne, comunque sono 130 lavori. L'opera più importante del maestro Celiberti, che potete vedere qua sull'altare, che rappresenta, è un po' una sintesi di una natività, in quanto ci sono queste croci che forse un pochino quello che cominciano ad anticipare quello che sarà la vera missione del Cristo, oppure si possono anche intendere come il Signore che tiene sopra di sé le croci di tutta l'umanità. Questa mostra è caratterizzata per gli angoli della
della memoria, nel senso che quest'anno abbiamo proposto un piccolo angolino dove, che poi magari vediamo, dove c'è la cucina dei nonni, la caratteristica cucina dei nonni, oppure nella torre campanaria quest'anno proponiamo la latteria, dove la Sacra Famiglia, Giuseppe si sta facendo il formaggio, Maria collabora aiutandola a fare il burro, il bimbetto che è ancora piccolino guarda, benedice e impara il mestiere. La rassegna Pasolini 100 ha fatto tappa a grado con lo spettacolo Medea, un amore impossibile. Per Pasolini 100, rassegna del collettivo Terzo Teatro di Gorizia, che sino a fine anno continuerà ad offrire un ampio spaccato sull'attività dell'intellettuale friulano in numerose località della regione. Al Teatro Biagio Marin di Grado è andato in scena Medea, un amore impossibile, spettacolo con letture, canzoni ed immagini rievocative sullo storico incontro avvenuto a Grado fra Pierpaolo Pasolini con Maria Callas e Biagio Marin. Con la tappa gradese la rassegna ha voluto omaggiare l'intellettuale e poeta di Casarsa anche con il reading di Tullio Svettini, attore e regista di origini istriane ma gradesi di adozione, sui celebri versi El Critoleo del corpo fracassao che Biagio Marin scrisse in occasione della tragica morte di Pasolini, con cui condivideva una calorosa amicizia personale. A fare da suggello alla serata è stato il citato spettacolo con canzoni scritto ed interpretato dall'attore e regista Giorgio Amodeo, con Cinzia Borsatti alla voce e Emanuel Figheli al pianoforte, che celebra l'incontro fra Pasolini, l'intellettuale più scomodo e provocatorio del tempo, con Maria Callas, la cantante lirica più acclamata del mondo. L'occasione dell'incontro, avvenuto nell'anno dello sbarco del primo uomo sulla Luna, fu il film che il regista girò nel 1969 nella laguna di Grado, Medea, nel quale Pasolini volle come indiscussa protagonista proprio la divina, e il film fu anche l'occasione principale di incontro e frequentazione fra Pasolini e Biagio Marin, attraverso letture, immagini e note canzoni di Mina interpretate da Cinzia Borsatti. Lo spettacolo rievoca un episodio rimasto indelebile nei ricordi della gente comune e che fu sbandierato anche dalla stampa dell'epoca, a cui piaceva narrare le vicende di questa apparentemente impossibile favola romantica. Per questa edizione è tutto, tra poco ci rivediamo con A voi la linea. Arrivederci.